Ciao ragazzi, speck, panino con lo speck e cetriolo col panino con lo speck. Fantastico. Come dove sono? Devo mando. A Rovigo, dove devo essere? Era io. Lo speck polesano, made in Borneo, una piccola frazione di Villanova del Ghebbio a una manciata di chilometri da Rovigo. Ed è uno speck che nasce qui, in queste campagne. La scommessa di Enrico Toso, un giovane macellaio ma anche allevatore che continua una tradizione di famiglia. E lo speck per lui è una scommessa, perché questa è una tecnica di conservazione legata all'affumicamento che non è tipica di queste terre, anche se in queste terre è molto forte ancora oggi la cultura del maiale. E allora lui cosa ha fatto? Ha unito entrambi questi aspetti, l'ispirazione altoatesina e i prodotti della sua terra, e li ha fatti diventare il suo speck. E secondo me è una scommessa vincente, anche perché lo tastà ed è veramente buono, ma proprio buono. Ma come? Lo speck a Rovigo? Sì, allora ho deciso con i suini allevati sotto brado, portandoli a peso ottimale 220 kg, uno strato di praticamente 2-3 dita di grasso, abbiamo deciso di provare a fare lo speck nostro, che viene a lunedì, quando vengono giù i suini dal macello, vengono sezionati, vengono lasciati 3 giorni a riposare nelle celle perdendo tutto il sangue, vengono sfesati e viene lasciato lo scudo, lo chiamano lo scudo. Certo. E possiamo dire che lo hai polesinizzato lo speck fatto in questo modo? Certo, perché abbiamo fatto uno speck tutto nostro di suino pesante fatto proprio in Polesine, perché viene lavorato, affumicato e stagionato qua al Borneo. Perché hai voluto fare così? Perché questa scelta? Perché questa non sarebbe terra di affumicati. No, è stata una scommessa un po' che ci siamo imposti, arrivare a chiudere tutta la filiera in azienda, e siamo arrivati a fare proprio lo speck in modo da avere tutti i prodotti, mortadelle, speck, wuster, che vengono quelli affumicati, quindi abbiamo voluto chiudere proprio tutta la nostra filiera. Perché non solo i maiali allevati fuori, avete anche altri animali? Abbiamo le galline, abbiamo faraone, polli, caponi, e dopo i bovini abbiamo una socida in una stalla su nel Vicentino dove vengono allevati là. Perché è importante avere le stalle per un macellaio? Voi siete comunque azienda agricola? Noi siamo azienda agricola e abbiamo costruito lo spazio che è alle mie spalle nel 2014. E è importante per noi avere le stalle perché vedi come cresce l'animale. Quindi sì, è importante vederlo come cresce, sai cosa gli dai da mangiare, sai che tipo di trattamento fare alla carne, quindi sai se cala tanto e dopo sai come venderla. E questo è l'altro elemento veramente distintivo di questa azienda. L'allevamento è allo stato brado. Una scelta, perché sembra semplice avere i maiali che si muovono in un appezzamento di terreno. Intanto bisogna averla, la terra, e poi bisogna seguirli questi animali, perché non si tratta soltanto di lasciarli lì abbandonati a se stessi, ma occorre seguirli, occorre venire qua, occorre aspettare che arrivino alla giusta maturazione, richiede più tempo, richiede più attenzione, richiede un sacco di accorgimenti. Però alla fine quello a cui si punta è sempre il risultato, ovvero la carne migliore.
Perché allo Stato Brado? Per una scelta, prima di tutto ti investi pochi soldi sull'allevamento, con un po' di terra, con delle mangiatoie semplici, prima di tutto dopo tanta sanità, medicinali zero, che medicinali qua non se ne usa più di tanti, e dopo la carne viene migliore praticamente, Certo, molto più muscolosa, più solida, soda. più soda. Senti Gianluca, c'è anche c'è un insegnamento che viene trasmesso dal passato? Il maiale Sì. appartiene alla cultura di questa terra, vero? Sì, da 3 generazioni, da mio nonno, mio papà, dopo sono passato io e col figlio abbiamo creato questo spazio aziendale Certo. che sono già 5 anni che siamo aperti. Ma cosa si prova a portare avanti una cosa che arriva da lontano e che invece adesso sarà il futuro dei tuoi figli? È una bella cosa, una bella emozione, una bellissima emozione, veramente, perché anch'io quando siamo partiti non ci credevo e dopo ci siamo ricreduti proprio perché in poco tempo abbiamo subito ampliato. Ma c'è un altro elemento che ha attirato la mia attenzione e che richiama elementi della tradizione che sono propri delle case contadine, quando i salumi, una volta fatti, venivano messi ad asciugare e poi stagionare nelle cantine dove l'elemento predominante era il legno, perché quello c'era. Ebbene, ispirandosi a questo fatto, Enrico è riuscito a fare in modo che nella sua cantina di stagionatura il legno fosse ancora un elemento preponderante, il legno insieme al bambù. E come mai? Ha un mantenimento delle muffe, quelle buone, perché mantiene la muffa bella bianca e quindi mantiene l'umidità. Quindi non abbiamo bisogno di tante lavorazioni all'interno della stagionatura. Noi andiamo a depositare i salami una volta asciugati, li mettiamo nella stagionatura e restano lì per 60-70 giorni. Noi non diventiamo mai matti a metterci le mani, Certo. ad aprire le celle, chiudere. Ma questa è una prerogativa del legno? Sì. Sì. Cosa dà il legno? Il legno dà più sapore alla carne. Anche alle muffe stesse dà un sapore in più. E abbiamo avuto un permesso speciale dall'ASL di continuare la stagionatura all'interno delle celle con il legno. E la porchetta? La porchetta viene utilizzato un suino leggero con un peso che arriva vivo fino ai 30 kg massimo e viene disossato, salato con sale, pepe, aglio e vino e un po' di rosmarino e l'oro. Poi viene portato a cottura dove la cottura dopo va adattata al peso. Comunque di solito si resta quasi una notte in cottura sempre abbastanza lenta e viene fuori una porchetta veramente fantastica. Proveremo. Ascolta Enrico, perché sei qua? Cos'è che ti ha spinto a continuare l'attività, anzi a creare una nuova branca dell'attività di allevamento di tuo papà? Un po' la voglia di costruire un qualcosa per noi giovani, per me, per mia sorella. Ho una figlia che viene dietro, che mi verrà, speriamo, dietro, è giovane però speriamo un giorno, quindi e dopo la voglia di mettersi in gioco. Questo? È il pulled de porc. Cos'è lo? Pulled de porc. No, di parolacce. Palla di maiale cotta a bassa temperatura per 8 ore
a 90 gradi e dopo viene tutta sfilacciata e messa dentro del panino. In del panin, questo qua, porzione degustazione, è un'altra delle cose che fa Enrico insieme alla sua famiglia che vediamo riunita qui dietro. Diciamo che ho cominciato con Specche e finisco col Poulet de Porc, un mondo internazionale in provincia di Rovigo. E questa, Paron, sta bottiglia allora. Eccolo qua, siamo pronti? Dai caro, perché dopo bisogna che un paraso era. Sì. Pronti. Apri, eccolo. Grazie davvero a Corte dei Sapori, alla famiglia Toso, una famiglia che ha deciso di investire su se stessa, investendo nella tradizione, ma per far vedere che i gusti possono avere un'evoluzione importante. Grazie Enrico, grazie Gianluca, Alessia, la mamma, tutti quanti, la nonna Maria, la guardiana delle galline era, ecco, e la new entry, la nuova generazione che si sta affacciando alla vita, bellissimo. Grazie ragazzi, mi raccomando, il Poulet de Porc made in Polesine è eccezionale. E adesso lo tasto. Tieni ancora il Dalvin però. Dobbiamo dire che tutto era. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata.